Salute e benvenuti a tutti. Oggi alla nostra Fabriguccia abbiamo sventulato a andare a corsa, posto che è la nostra tematica. Andremo nella telu di Gugita a scontrare l'amici per una sosola nostrale e di non della telu giganto a scuola di Calcadoglio, che sono sicura sono già entrati di scalarsi a oggi. Bella intesa, ritroveremo il nostro esploratore che ci porta in Africa a scoprire un animale selvatico. E come fa una Fabriguccia senza la nostra principessa Lucia? E ora? Prima che lui già pronta un nostro Pedro oggi come Vabbè. Salute Francine. Salute. Allora, oggi udemo ti avondira. È giusto a ridere. È giusto Magnifica. a ridere avondira. Allora, sarebbe bene di capisci un po' in dove la vana sta avondira. Allora, scopriamo a consegna d'oggi, eh? Allora, scopriamo la consegna. Quali che Quale ha canale là? Lucia, allora, Lucia. On fait un dibattito, non tu andare a corsa. Fa un dibattito non ta avondira corsa. Interessante. E mi face pensare all'uomo politici, sai, Sì. quando li contrastano tra delli, che li dicono cose serie, ma non si capisce nulla. Dunque, qui c'è una dunita se gioca a due oggi. Mi pare che a Brаш tu da Ulino, ma va come se noi eravamo in un'emissione di televisione. Si dà consento, si dà? Dunque abbiamo i nostri professori che hanno studiato assai il soggetto di Awandera e noi forse vogliamo fare quelli che presentano. Sì, perché mica. Siamo Allora, l'animatore dell'emissione. Allora, comincio. Ma Posso aspetta. lanciare un dibattito? Già se guarda tu un vuoi. po' se non c'è mica qualcosa per Elli. Ah, ma sarebbe bello. E un po' di spicchietti così. Ui, forse- sabientoni, qui abbiamo quattro sabientoni, ad esempio. Allora. E io di Brubongo, Don Pedro, si spicchietti così. Faceva Te. il serio, eh? Pierre-Jean, metti Burugue, tu metti Gue. Sì, Ecco. ci vedi bene, Piergiò? Allora, Ma sì. guardate così bello. Allora, avete capito la consiglia? Che la consiglia di puoi dire ciò che volete, non importa che, può comprare, ma lo scopo è di essere serio. Ce la faccio credere anche vuole. Cominciamo sul programma, allora. Aspettate. Benvenuti a tutti. Oggi abbiamo da presentare appena la storia di Awandera Corsa con i nostri quattro sabientoni. Siete pronti? Saluto a tutti. Oggi abbiamo dunque un nostro professore Pierre-Jean che ha studiato assai all'Università di Galasì, ma anche di Parigi e in Toscana. Si vede ai sospicchietti. Si vede ai sospicchietti. Abbiamo Lucia, una specialista di tutte le onde del mondo. Abbiamo il nostro professore Giovanna, che è la specialista di onde rettangolari, tondule, tutte le onde di tutte le forme. E per contro abbiamo Gian Pedro, che ha fatto una desa, un tanto, non ta ondera corsa. Si vede, i sospicchietti sono appena strambi, si vede che è faticato. Hai lavorato assai, Gian Pedro? Si vede. Allora, io volerebbe sapere di già se tu sei da consento con me, Francine, di Awandera, sto soggetto di Awandera, chi può dire non ta Awandera in generale e Awandera in generale? Beh, Awandera è un soggetto complicato assai. Vale a dire che non è mica semplice, ma prima di tutto volerebbe accertare il soggetto che sa già da consento con voi che sa parola Awandera a 7 lettere. Sa parola Awandera ha di già 7 lettere, C'è un affare, certo, è sicuro. c'è un affare intesa, Ma di Berghi di un rettangolo a bandiera e che di tanto in tanto affaccano i colori. e Awandera di perché so rettangolare che affaccano i colori. Ma perché qui c'è un cavo a mesa sul lenzuolo bianco? Allora, con un cavo si è ritrovato a mezzo sul lenzuolo bianco. Allora, era l'epoca della preistoria quando Ha detto all'epoca di preistoria? D'accordo. quando all'epoca di Homo sensus cabus. Di Homo sensus capus. D'accordo. Scavato. Quando l'uomo non aveva mica cavo Ah, ecco. e era difficile da campare. Ah, d'accordo.
Ma io non capisco mica quantunque perché su Gabu, mamma Giovanna dell'università di Marrakech, sta giocando. No, di Kabul. Di Kabul, scusate, mi ne scordo sempre dell'origine dell'invitato. Ma infine, perché chi su Gabu si ritrova in mezzo a Sull'Enzulu Bianco? Cosa sapete voi? Allora, non so mica la cuscetta con Luigi, perché c'è un uomo che è passato davanti a un muro bianco e che ha ricevuto un stagnone di pintura nera. ecco. E parlando di nero e bianco, è ora di andare droit un nostro esperto che è in Africa e che ci presenta un animale nero e bianco. O conoscete il zebra? OCD, il zebro è uno dei più belli animali d'Africa. Non mangiano che erba. Non stanno mai fermi. Sono animali che gli piacciono a stare insieme, facendo bande maiò. Che avete in mente parlando di un zebro? Ubita me sfriciato bianco e nero. È capita? E sfrigiature ingannano cacciatori come i leoni. Gli ha anche un aiuto per riconoscere la mamma. Difatti, la pelle di un zebro è nera e le sfrigiature sono bianche. Li garbano bagni di polvere e ci lavano a nuda quando francano un fiume. Sono davvero interessanti i zebri. Chi ne idee? Salute! Come andiamo qui oggi? Proprio bene. Proprio bene? Ah, yeah. Siete idee sono pronte a cantare? Yeah. Allora lasciatemi presentare un nostro fratello d'oggi. Siamo in compagnia di Ascola e Canto e Calcadoglio e di un professore Gian Battista Pacini. A dire a dire che con un nome così un po' adesso altrimenti che ti dà negare la musica. Ah, yeah. Ti appena fa, le gioco io. Ti era un gran compositore di musica classica, Giovanni Pacini. Dunque, mi ho fatto appena un racconto. Allora, la scuola di canto, quanto sono queste idee lì? Sono nuovi. Noi idee in Calcadoglio, quanto è? Yeah. Quanto volte a settimana vivete per preparare? Una volta a settimana ci vediamo. Un sabato dopo mezzogiorno. E dopo come facciano queste idee? Troviamo una canzone in Dopo casa? troviamo anche i parenti in casa. I parenti cantano lì e noi, dunque tutto il mondo canta, adesso paese Calcadoglio. Forse gamba con l'acqua sua, campano. Ah, ciò quella. Volentieri. Allora, oggi la nostra tematica è Awandera e Cascaven. Che canzone abbiamo scelto qui? Una canzone di Boccevento. Boccevento, che è un gruppo che è in Gare, su Calcadoglio. Allora, come si chiama questa canzone? A mio bandera. A mio bandera. Io propongo di cantarla, che ne idea? Siete pronti a cantare? Yeah o no? Yeah. Andiamo. Ti Regula la mia bandera, il nuvole che si spana, ogni istante la sole, ogni gioco di campana, si per me l'alto fanale, a mia strada, a mia fontana, oh la la mia bandera, il fiume che corre, il braccia al mare, in la canna di l'albore, si per me a stella ardente, grida il fiume sembolore, oh la mia bandera, oh la mia bandera. Me li cantano, avevamo piantato più di cantarsi queste idee. Allora, io volevo fare una domanda a queste idee. Di sapere appena, posto che si parla di bandera, sapete come è fatta questa bandera rossa? Yeah. Ah, come è fatta? Nostra bandiera è fatta bianco e nero con la testa di moro. Ne sanno a fare in Calcadoglio. È vero, è la nostra bandera e la cantiamo oggi. Allora, ci puoi parlare appena di tutte queste canzoni che abbiamo imparato mentre i fratelli? Qual è che sceglie le canzoni di noi? So io che scegli le canzoni. Ah, di vostro maestro. Non vi lascia mica libertà di scegliere, sa di capire. Quando
bevo con lei, se gli piace noi di noi. Tu lei se È da normale, tu lei se da cusente qui. Allora, che canzone fate, per esempio? Che avete imparato quest'anno? Quest'anno abbiamo imparato di nuovo i canti di Natale, qualche canto di Uri Acquist, di canto Popolo Corso, Diana di l'Alba, tutti questi gruppi qui che mi piacciono. Allora, chi mi puoi cantare oggi, per esempio? Un paesano? Un paesano di canto Popolo Corso, mi cantate? Chi piace? Infatti lume è un paesano, quando Gerusalemme si muove, quando spunta il giorno lontano, infatti lume è un paesano, quando spunta il giorno lontano, infatti lume è un paesano. Come li cantano Perfetto! Allora io vado dalla Sciappana a lavorare oggi con il nostro professore, ma abbiamo una scappata in cucina che oggi abbiamo una sosola veramente nostrale e che ci piace a tutti. Vi lascio lavorare appena? D'accordo. A dopo, Zideli! Allô, Francine. Saluto, Zideli! Salute! Allora, sono contenta di accogliere in nome a te di Gugina. Oggi sapete che a Vabriguccia c'è una tematica di Awandera. Allora, ho scelto di lavorare un prodotto nostrale, Averina Pisticina, e dunque di va inici di Verina Pisticina. Qual è che hai già passato qui a Verina? Io, Ie? ho già testato a Bulanda. A Bulanda. E bera che si va a Verina? Chi si mette dorna a Bulanda? Io a Mominana facevo il vigadello in del gamino Ie? e dopo mangiamo con la Bulanda di farina pesticina. Ie, donc l'accompagnate con a Bulanda, ma a Bulanda si va con a Verina, chi si mette? Con l'acqua. L'acqua e appena di sale, donc a Bulanda. Ben sicuro che tutto il mondo l'ha già fatto a Bulanda. Tu l'hai già mangiata? Ma mica tanto piace. Non ti piace Certo. tanto a te? No. Perché un gusto di vrastorna? Yeah. Bon, allora speriamo che i nostri amici ti piacciono, A me mi piace assai. E ti piacciono assai, ma allora ho idee. E io vi propongo di fare un piccolo punto a nostra sosola di ingredienti perché chi sono sicura che i nostri telespettatori voleranno fare in casa sua, che ne idee? Allora, vediamo appena che abbiamo messo dentro. Ci sono 250 grammi di farina pesticina, 250 grammi di farina di grano, 4 ore, 100 centilitri di latte, di latte e poi appena di olio, una cucchiara d'olio e poi un po' di sale. un po' di sale, uno strubizzico di sale. Dunque, ed è rimarcato qualcosa in questa sosola? Chi c'è? C'è 250 grammi di farina pesticina e 250 grammi di farina di grano. Dunque c'è lo stesso peso per appena tagliarla e un equilibrio così no adesso è troppo zeppa nostra basta perché chi ha farina pesticina non c'è mica glutine e non c'è mica glutine dentro brava e capito tutto allora bella sicura nostra sosola l'è movata prima di cominciare perché Flavio? Perché ci vuole lasciare riposare appena passa prima di cuocere. Io ce la lasciare riposare così no la fare un bel mica allora come è movato? Che è movato? È mulampate le nostre abbiamo lampate due farine e poi abbiamo fatto un tavolo un altro per lampaloi dopo per lampare su cucchiara d'olio e infine un pizzico di sale e poi il latte. E poi il latte. Bon, ecco dunque abbiamo fatto la nostra pasta, è pronta a cuocere. Chi ce la fa prima? Chi ce la fa prima, Flavio? Prima di cuocerla? Ci vuole mettere olio in da frisodia. Ecco. Ma allora, abbiamo da cuocere la nostra pasta. Voglio io perché chi ha già paura che Bobby Rouget si decouvre, non si sa mai. Ecco dunque, ora non ci fermiamo più che a cuocere la nostra pasta. Aiuta a metterla in da frisodia. Guardate, l'hai fatta proprio questa pasta. Guardate qui così bella. Ecco, allora, mentre che a nostra pasta cuoce, e vi propongo di fare una piccola pausa ed andare droit a nostra giornalista Lucia che ci parla di Awandera. Din due venera a nostra famosa Awandera quasi desta humor. Divati l'origine di questa mora è aragonesa. Sapete, l'Aragone, oggi chi fa parte della Spagna.
Sicuramente che ci la ricerca usini vigado in dei lotte tra i mori e i cristiani a quell'epoca. Ma come si fa che quella bandera in Corsica? Ci vuole sapere che nel 1297 il Baba dà la gestione di Corsica al re di l'Aragone. E è per questo che i signori corsi in lotta contro Genova alzano la bandera dopo stata. Che Genova un po' legati all'isola e i signori, cercano l'appoggio degli aragonesi. Più tardi, i reggimenti corsi al servizio di abbondanze forestiere sono rappresentati da bandiere con teste more. Al XVIII, mentre la rivoluzione di Corsica, la bandiera bianca con la testa di mora diventa la bandiera ufficiale dell'isola. Arriveremo nella moneta della Repubblica di Corsica o anche nella batteria della Marina Nazionale Corsa. Dicono che sarebbe bello aver alzato la bandiera nella fronte per dire che il popolo corso era oramai libero. Ma sapete, quando si parla di bandiera corsa, per fare la scelta tra la vola e la storia vera, ahimè, ci vuole decidere a buon'ora. Oggi la testa di mora è riconosciuta in tutto il mondo usano come un simbolo di un popolo corso. Ecco, grazie cara Lucia. Guardatemi qui, il lavoro è pronto, il lavoro proprio è con l'ultima. Eccoci. Allora, qua, c'ho la paspalle, vado da un piatto per uomo e poi scegliete voi ciò che volete mettere. Grazie. Dunque, chi c'è come possibilità? C'è la cicolata, dopo chi c'è? A vraula. A confitura. Di vraula. Allora, vedete, piede vostro niche. E fate ciò che la vi bar. E bene Flavio, ben a piaudoio. Flavio, do cucchiarino, piglia ciò che la di bar. Così buona, così buona. Oh, appena di chantilly e appena vette. Si deve così, eh? A diabaspa appena di chantilly. Non ta voi. Allora, continuate. Mi ne farete una anche a me, no? Yeah. Ricomincio? Allora, paspadela. Quelli che l'hanno appuntata. Dici appena Francesca. È veramente buono. È buona, ed è lavorato proprio. E tu chi ne dici? Raffaella. Assai buona. E assai buona? Inciso che i basci con un anco in più di amici. Allora, dite già appena. Proprio bene. Proprio è. Allora, tu chi dici che ti piace tanto avere una castagnina, vedi che ti piace? Yeah. I cibi bisticini sono più buoni, eh? E tu chi ne dici, Flavio? È buono. Appena di chantilly torna? No. No. Ma allora dite, avete lavorato proprio, è stato un incanto. Te ditemi un nicio ben come me, mi mangiate caduto, che ora mi tocca andare al teatro, a trovare a Pedro. A dopo? A dopo. Buon appetito. Allora, perché volerebbe sapere su Gabbo, a mezzo, a Sawandera? Allora, tu la ricerca all'epoca già presto. Allora, se tu sei un uomo politico, allora, tu la ricerca, scusate, tu la rincula all'epoca di preistoria. Parla burro domani, Tu la ubra in mano e tutto che poi parla così. Allora, tu la ricerca all'epoca di preistoria. Vai burro. Allora, quando era corsa, tu la ricerca all'epoca di preistoria. Quando l'uomo non aveva mica gabo, all'epoca di Homo Santus Cabus, e questa mancanza era difficile da campare. Non sa mica da consenta con voi. Se l'uomo politico appena ha zeso a nerva, non so mica da consento con voi. Non sa mica da consenta con voi. E perché? Perché di un uomo che passava davanti a un muro bianco e che ha ricevuto un stagione di pittura nera. Sa ricevuto un stagione di pittura nera. Allora, ripiague. No, non so mica da consento di un uomo che passava davanti a un muro bianco e che ha ricevuto un stagione di pittura nera. Non sa mica da consento. Perché di un uomo che passava davanti a un muro bianco e che si ricevuto un stagione di pittura nera. Ma non so mica Francina, ma io comunque mi pongo la questione della presenza di un moro a mezzo a Sawandera. Ma se non mi tuemo i lavori dell'Università di Galasima dicono che un moro nanta a Bandera era di Muraccioli. Di Muraccioli? Di vero che i Muraccioli erano sempre montagnoli e che hanno lasciato assai nomi in delle montagne, come a Wacca ai Mori, a Fontana ai Mori. Di vera. Ma
una so, ma ci avete spiegato assai cose interessanti, ma l'origine di Awandera? Allora, l'origine di Awandera Rossa. C'è la ricerca in una battaglia in un Mediterraneo. Quando un giorno capimmo che veniva d'Africa è stato unito. E i vincitori l'hanno piato come simbolo di sua vittoria. Ah, dunque sarebbe un simbolo di vittoria. Ma allora l'avevano dato da golo? Ah, una so, mi pare che l'hanno dato golo e non l'hanno fatto così in un lenzuolo bianco. Ma strano. E chi sapete, l'origine, c'è qualche sia che ha una precisione da dare? Ma c'è una pubblicità. C'è una pubblicità? Ma io non capisco mica. E perché? Perché chi sa Awandera Somu porta un pindino? E lei perché si portavano già i pindini? Ma no, c'è perché c'è una pubblicità per il centro commerciale, il primo di Corsica. Il primo centro commerciale. Ah, ci hanno ingannato, dopo tutti i anni ci hanno ingannato, infatti. È una pubblicità per i bambini. Ma portiamo appena a storia di Corsica. Il generale Bauli, al XVIII, ha intervenuto nella Awandera di noi. Paoli, Gebera. Paoli ha inventato Awandera e Gelo che ha regolato vade nanta fronte. Vascio. Allora, Gebera. Paoli, Gelo che ha fatto Awandera come bandiera nazionale. Paoli, Gebera, Gelo che ha fatto Awandera come bandiera nazionale. E poi Gelo che ha regolato Vascio nanta fronte. Vascio. Moderno, su Paoli. Inventato tutto, Paoli, no? Ha tutto inventato, tutto. Ha inventato la moneta, ha inventato il voto di leone, La democrazia. la democrazia e ha inventato l'università. L'università. Allora, sono contento con Pierre Jean ha inventato di noi l'aspiratore, la zuppa di mamma, il telefonino. È d'accordo, ha inventato tutto, Paoli. Oh Pedro, mi pare che a ne sapevo abbastanza non tassa Awandera. Boh, di sicuro ce l'ha cercato una penna, sa bene, mi spiegherete dopo. Mi interessa sui battiti, ma per me è giunto il momento di andare a un mattino di canto e a Moscou di Calcadoglio. Ci vediamo dopo? Ci vediamo. A dopo, Isabi Antoni. Ecco mio zidelli. Allora, hai continuato a scalare appena oggi o mica? Yeah. Allora, ditemi appena oggi, professore, come cantano oggi questi zidelli? Ah, cantano bene, hanno ben lavorato. E oggi avevo una domanda appena a questi zidelli di noi. Come è oggi, professore? È bravo con voi? O mi tocca tirare la rete? È un momento, È bravo. È bravo, non posso manco tirare la rete. Allora, continuiamo a scoprire questa canzone o mica? Allora, continuiamo. Allora, noi giriamo piantati. Ribiamo a Tivegu la mia bandera in ogni monte scolpito. Siete pronti? Ribiamo. Tivegu la mia bandera in ogni monte scolpito, in una liccia di leccia o di castagno velito. Si per me ascosa di da di l'albero sembra lido. O la mia bandera, o la mia bandera, Tivegu la mia bandera in un vento di un cielo, la mano che si poggia in la risa di un sidero. Si amanti a cullana, a mio rama, a mio duello, o la mia bandera, o la mia bandera. Finisce proprio alta questa canzone, si vede che ci sono belle oggi e un bel evento. Allora, ripiamo la zona per lasciarci, per compiere l'emissione, ci facciamo la canzone a zona, zide? Allora, ripiamo. Tivegu la mia bandera, illuvione che si spanna, ogni istante da usare, ogni gioco di campana. Si per me la tu fanale, a mia strada, a mia fontana, o la mia bandera, o la mia bandera. Tivegu la mia bandera, in ogni fiore che corre, in usa braccia al mare, in la fiamma dell'albore. Si per me a stella ardente grida di un sembolare, o la mia bandera, o la mia bandera, Tivegu la mia bandera.
oh la mia bandera. Bravi, era una tonalità di desideri, donc appena alta per me, ma infatti non da l'abbiamo fatta quantunque. Ecco, è stato un vero piacere di spartire in musica con voi tutti. Ringraziamo la scuola di canto di Calcadoglio che ci ha fatto passare una magnifica stonda, ma ringraziamo di noi i nostri compagni che hanno partecipato all'altra tele. È stato veramente una bella fabriguccia, ma di compia berodi e midriga di ritrovare presto. Oggi salutiamo. A venerdì!